trascorso 23 anni pieni, prima in Burundi 8 anni, poi 1 anno qui a Cosenza perché ero stato ferito e quindi sono stato in fisioterapia in ospedale, lo considero 1 anno di missione, e poi diciamo questi 14 anni in Kenya. Io sono stato ferito il 10 settembre del 2003 e niente, c'erano 2 militari che si erano appostati sulla strada, sicuramente per sparare, per ammazzarmi, e difatti quando con la mia Toyota sono arrivato vicino a loro. Siamo in Burundi, siamo nella diocesi di Bubanza. E perché volevano ammazzarlo? Ma nessuno mai me l'ha detto. Io ho cercato di fare una congettura perché 2 settimane prima i ribelli mi avevano fermato e mi avevano costretto a parlare con loro in una riunione di capi ribelli. Probabilmente la gente, alcuni dei civili hanno visto che io parlavo con i ribelli e avranno riferito ai militari che il padre Battista ha partecipato alla riunione dei ribelli, sosteneva i ribelli, quindi nella guerra. Sono stato sempre tranquillo sulla mia strada, però quando c'è la guerra, anche se tu sei un neutro, poi alla fine diventi sempre un nemico di qualcuno, perché se dici buongiorno a uno è l'altro che si lamenta, se dici buongiorno all'altro. Quindi lei camminava con questa Toyota, sì, con la fuoristrada. Un militare aveva fermato un camioncino, quindi sicuramente intenzionalmente, nel senso che quando hanno visto la Toyota, che era riconoscibile un po' in tutta la zona, mi ha fatto rallentare all'altezza del pulmino. Quando io ho cominciato a passare questo pulmino, ma proprio a passo di formica, era batavata, raffica di mitra, insomma sono vivo per miracolo. E poi che cosa è successo? Niente, poi sono andato avanti, mi sono fermato con la macchina per vedere, insomma, perché avevo sta mano spaccata in 2, tutta sanguinante, e il sangue che mi usciva da fuori perché i vetri della Toyota si erano passati anche sul volto, e una voce interiore dice: non ti fermare, vai avanti perché sennò morirai di emorragia. E così per 15 chilometri. Ha guidato in quelle condizioni? Sì, con una sola mano dovevo fare marcia. Ed era da solo, immagino? C'erano 2 catechiste che fortunatamente non hanno ricevuto colpi. E poi le suore mi hanno accompagnato, mi sono fermato dopo 15 km dalla dispensa delle suore italiane, loro mi hanno accompagnato all'ospedale mi hanno fatto, diciamo, l'intervento, poi la mattina dopo mi hanno detto vai alla capitale per ulteriori ricerche. Ho detto io se ho perso il dito perderò anche la mano e il braccio. E quindi ha perso il dito? Sì, è il terzo dito che non c'è più, diciamo, la mano è ridotta, è più piccolina, e quindi praticamente poi dopo 3 giorni sono andato a Verona. A Verona la prima cosa che mi hanno fatto è la radiografia che non avevano fatto in Burundi prima dell'operazione, e allora hanno visto che c'era il proiettile ancora fermo nel polso, vedete, la mano si era lacerata fino a qui. Invece qui è il posto dove si era fermato il proiettile, quindi hanno estratto il proiettile, hanno sistemato il tutto. Questa è la mia mano adesso, diciamo, nessuno si accorge che sono un handicappato, ma di fatto sono handicappato. Hanno fatto bene, no, non mi posso lamentare. Se non c'era la radiografia, non c'era, quindi hanno fatto il possibile. C'è stato questo problema, quindi hanno chiuso e basta, hanno unito il secondo dito e il quarto, c'è tutto a posto per noi. Invece poi dopo ho dovuto fare 7 mesi di fisioterapia. Che ha vissuto una situazione del genere? No, ne avevo vissuto altre 2 un po' difficili, tutti sono stati 3 gli attentati, questo ultimo è stato quello proprio della sparatoria, ma un altro attentato non è stato un attentato, mi hanno fermato
un ribelle che era uscito dalla ribellione e con la sua mitra terrorizzava le persone sulla strada. Ci sono incappato pure io, avevo dei bambini disabili con le loro mamme, mi fa fermare e mi chiede dollari. Io dico io non c'ho dollari perché stamattina ho pagato per questi bambini all'ospedale, fammi passare. E proprio era tutto arrabbiato. Niente, ha aperto lo sportello, ha visto che cosa c'era un cruscotto, c'era un borsellino dove c'era il servizio degli infermi. Siccome feriti ne trovavo sempre in continuazione in questo periodo di guerra, giusto per dare l'unzione degli ammalati, ha visto questa cosettina e pensava che c'erano soldi, la piglia, quando vede il crocifisso la lancia in aria, tutto arrabbiato, sbatte la porta, mi fa segno di stare zitto e mi fa procedere. Una seconda volta è stata quella più traumatica, perché erano una quarantina di ribelli che mi hanno fermato sempre sulla strada, ero insieme a una suora italiana, a una ragazza italiana che erano venute a salutare un missionario, li avevo accompagnato, però all'altezza della foresta abbiamo questo gruppo che di solito, lo sentivamo alla radio, usciva dalla foresta, bloccava i veicoli, rubavano tutto fino alla nudità. Cioè praticamente quando i ribelli sono nella foresta hanno bisogno di camicie, di scarpe, di tutto, ti spogliano nudo, se non c'è reazione ti lasciano vivo, se c'è reazione sparano. Io non ho fatto nessuna reazione, però mi hanno preso un po' tutto, il portafoglio, avevo messo dei soldi un po' nelle parti intime, nelle calze, perché così si usava a fare in guerra, cercare di nascondere quei pochi soldi che ti servivano per fare delle spese. Quel giorno io dovevo comprare del cemento per una casa per malnutriti, perché la cosa terribile nella guerra è la fame, la gente muore di fame perché non si coltiva più, non c'è niente. E allora queste scene mi avevano talmente toccato che ho detto io devo costruire subito una casa per malnutriti, per le mamme e per i bambini. Avevo preparato un po' di soldi, sono stati contenti perché mi hanno preso quei soldi, non hanno avuto nessuna reazione, mi hanno lasciato passare. Ma una cosa simpatica è stato che quando loro mi hanno pulito il portafoglio e me lo hanno poi restituito, una cosa strana, io avevo fatto, come dire, un patto spirituale con la Madonna, dico Madonna aiutami nella guerra, mi devi liberare dagli incidenti, dai ribelli e dai militari. Bene caro mio, 2 volte ho avuto gli incidenti e non sono morto. 2 volte mi hanno fermato i ribelli e non sono morto, la terza volta mi hanno sparato i militari e non sono morto. Io addebito questo miracolo. Bene, quando i ribelli hanno pulito il portafoglio, hanno visto queste immagini, si sono messi quasi a ridere e me l'hanno restituito con grande gentilezza come loro fanno. Ho detto c'è la Madonna, resterò vivo. Sono 2 le cose, le motivazioni poi che mi hanno sorretto in questi 8 anni di guerra, non è stato 8 anni di guerra. Uno perché la coscienza, diciamo, che sono stato mandato dal Signore, sono stato chiamato dal Signore a stare proprio lì. E quindi questo dice io ci devo stare perché è qui la mia missione. Ma poi una seconda cosa, ha ragione, sono i poveri non c'entrano con la guerra, sono i farabutti che fanno la guerra, sono i grandi che fanno la guerra, i poveri soffrono, sono le vittime della guerra. Allora io dico se io abbandono il Burundi, abbandono i poveri e i poveri non li voglio abbandonare, quindi questo pensiero ti dà forza a restare. Era veramente una missione difficile perché praticamente era questa parrocchia divisa tra un pezzo era occupato dai ribelli vicino alla foresta e un pezzo occupato dai militari. Quindi diciamo la mia presenza, io dovevo girare a visitare un po' le chiese succursali per celebrare la messa, quindi mi potevo imbattere con i militari e con i ribelli, era una sofferenza, ma infatti non è durata lunga perché praticamente ci sono stato dal Natale del 2002 in questa parrocchia fino a quando poi sono stato sparato. Hai visto gente morire? Sì, ero cappellano dell'ospedale prima di questo incidente ultimo alla centro diocesi, di lì ne ho visto di tutti i colori praticamente, le sparatorie che c'erano o gli incendi dei polmini eccetera, chi si poteva salvare, chi veniva
salvato veniva portato in ospedale, quindi vedevi questi corpi martoriati, qualcuno che è saltato sulle mine. Spettacoli disumani, non si può scappare, bisogna restarci e creare un movimento, come dire, di umanità. Bisogna inventare qualche cosa perché gli uomini diventano più umani, quindi sono sempre rimasto, ho scritto articoli, ho scritto qualche libro, tutto questo per raccontare al mondo, diciamo, la bruttezza della guerra e della povertà. Generalmente attorno, diciamo, a me, quando ho parlato, quando ho scritto, quando ho visitato un gruppo, un'associazione, una parrocchia, c'è stata sempre l'attenzione e l'ascolto, c'è stato, quindi di questo non mi posso lamentare. Poi mica puoi raggiungere tutti quando vieni in Italia, ma c'è stata l'attenzione e c'è stata anche la risposta positiva con gesti di solidarietà, perché se no stare 23 anni in Africa e con tutte le povertà che ci sono, che cosa fai? Invece sono stato sempre aiutato. Ho visto la mia gente di San Giovanni in Fiore partire per l'Europa, per il mondo, anche i miei fratelli, mio padre. Questo mi ha talmente toccato che già allora mi è arrivato questo pensiero: se diventerò prete sarò missionario degli emigranti, e quindi il desiderio della partenza c'è stato sempre. Poi il 91 è successo che sono andato in Uganda a visitare un missionario nostro di Lamezia Terme, con Boniano. Un mese ci sono stato ed è nato l'amore per l'Africa, proprio mi sono innamorato dell'Africa, e quando sono tornato ho detto al mio vescovo, Monsignor Trabalzini, io non vi chiedo più di partire all'estero per gli emigranti, ma vi chiedo di partire in Africa per la gente di Africa. E così è successo. Nel 1995 ho lasciato San Giovanni in Fiore e sono andato in Burundi. È tornato dall'Africa quanto tempo fa? Diciamo 2 mesi fa, definitivamente, perché non adesso ci torna più? No, ci ritornerò, cioè sono parroco a San Giovanni in Fiore, quindi la mia responsabilità pastorale adesso è nella diocesi di Cosenza, ma non posso abbandonare quella gente. Lì c'è la Stella Cometa Machacos, ci sono 8 persone che lavorano ancora per questo progetto, per continuare i diversi progetti che avevamo, diciamo, quindi l'assistenza alle donne, ai bambini, agli studenti, ai disabili. Nonostante tutto lei torna in Africa? Ci tornerò secondo il tempo che mi è dato un po' dallo spazio della parrocchia, ma secondo me 2 o 3 volte all'anno, viaggi cortissimi per vedere che cosa sta succedendo lì dopo la mia partenza, e allo stesso tempo pensare a altri piccoli progetti che portiamo avanti con la Stella Cometa Cosenza, dove siamo adesso. Siamo organizzati a gruppi di persone, a 2, in base alle nostre conoscenze. Allora ci sono persone del settore, ex farmaciste oppure infermiere, che sono coloro che proprio sistemano i farmaci in arrivo negli scaffali. Facciamo ambulatorio medico 2 volte alla settimana, martedì e giovedì. Quindi dall'ambulatorio medico il medico di turno ne fa uso secondo il paziente che visita, però il settore è nato principalmente per mandare farmaci, per spedire pacchi di farmaci in Africa e in altre parti del mondo. Quindi noi spediamo mensilmente pacchi medicinali nelle missioni. E principalmente in Africa, come dicevo, sosteniamo un ospedale pediatrico in Camerun e poi altre missioni in Nigeria, in Kenya, insomma siamo arrivati dappertutto.
Quanti medici volontari frequentano? Ce ne sono almeno 20 specialisti di tutte le specialistiche. Abbiamo pediatri, abbiamo una ginecologa, abbiamo dermatologi, cioè abbiamo tutte le specialistiche. Vengono tutti qui? Vengono tutti qui e alcuni li mandiamo allo studio quando si presenta un caso piuttosto grave. Abbiamo il telefono, contattiamo il medico che subito si mette a disposizione per visitare la persona. Quando arrivano questi campioni gratuiti che ci mandano i medici, li sistemo in base alla loro patologia, alle loro indicazioni. Sempre dietro ovviamente prescrizione del medico, nel senso che quando le dobbiamo dare il medico ci fa la ricettina o viene lui, attinge e le diamo. Servizio, si fa per servizio, per volontariato, per dare quello che si può dare. Possiamo dare questo e diamo questo, possiamo dare altro, c'è il negozietto di là che dà, poi c'è ogni tanto pure qualche parola che si può dare, insomma, alle persone che vengono qua. Sono in tanti? Sono tanti, purtroppo sì, purtroppo sì. Anche italiani? Più di un italiano, senz'altro, che magari sono farmaci che il servizio sanitario non dispensa, perché oramai parecchi sono passati in fascia C, diciamo, che non sono quindi mutuabili come si diceva una volta, e noi cerchiamo di, appunto, se ce li abbiamo cerchiamo di darglieli. Questa è la roba che arriva giornaliera, andiamo a caricare, c'è qualcuno che ce la porta, però principalmente andiamo noi a caricare delle cullette, dei passeggini, li portiamo tutti qua e poi li smistiamo. C'è qui viene che ha bisogno di una carrozzella e gliela diamo, ha bisogno di un passeggino e quindi tutte le mattine si fa questo smistamento con altri volontari, noi da precisare che siamo tutti volontari. Ogni anno facciamo un pranzo a Natale, la cena di solidarietà, lo mettiamo in ordine e facciamo quello. Una volta si faceva pure, anche adesso, fieri immensi in questi locali, la sera si faceva fieri immensi, abbiamo una piccola cucina dall'altra parte e preparavamo principalmente il riso, perché poi alla fiera erano tutti gente che pakistani, musulmani, e quindi altra roba non ne mangi. La maggior parte di quelli che vengono qui sono tutti extracomunitari. Capita pure qualche italiano, in queste fasi c'è pure qualche italiano che capita qua. Quindi poi diamo il banco alimentare ogni fine mese e abbiamo un'utenza di 150 persone che diamo la spesa, si va a caricare il banco alimentare, si smista la roba nelle buste e poi un venerdì del mese, diciamo sempre l'ultimo venerdì del mese, diamo la spesa agli extracomunitari e anche agli italiani. Stella Cometa è nata come una risposta appunto alle sfide che io ho incontrato in Burundi, la sfida della povertà e la sfida della guerra. E invece di cadere nella paura, praticamente io ho messo più coraggio, è il Signore che mi ha dato questo coraggio per dire com'è che possiamo rispondere alla povertà con un grande movimento di solidarietà, com'è che possiamo rispondere alla guerra, alle divisioni, ai conflitti, mettendo su qualche cosa che ci possa aiutare ad accogliere la convivialità delle differenze e lavorare per questo. E allora diciamo ne ho parlato con alcuni amici, appunto quando andavo a venire dall'ospedale di Verona appunto per la fisioterapia, ho condiviso l'idea con degli amici e finalmente siamo arrivati alla conclusione di preparare, di far nascere un'associazione che aiutasse soprattutto per questi scopi, il volontariato internazionale, i progetti di solidarietà e questo discorso della convivialità. Così nasce Stella Cometa.
La Stella Cometa nasce per l'Africa, diciamo chiaramente, e io sono stato sostenuto da Stella Cometa in tutti i progetti, però avendo poi avuto questo quartiere, diciamo, nelle ex Calabro Lucane, qui gentilmente ci hanno concesso l'uso di alcuni locali, sono partite diverse iniziative, la raccolta degli indumenti, la raccolta delle medicine, il banco alimentare, l'ascolto, tante piccole iniziative che, diciamo, servono diciamo, anche alla cittadinanza, ai nostri poveri. E questo movimento dello spirito che ti guarda, ti fa guardare all'altro come un fratello, tu l'accogli come un fratello e quindi vuoi condividere la sua sofferenza e la sua povertà. Tu diventi solidale perché lo guardi con compassione, bello. Non pensavamo di arrivare a questo, ma poi alla fine ci è arrivato come dire, la diversità vicino a noi, diversità di opinioni, diversità di gente. Abbiamo anche i fratelli musulmani che vivono in quest'area, pensieri diversi, ma anche carismi diversi, tutti a servizio dell'umanità. Distribuite anche generi di prima necessità, no? Sì, siamo collegati col banco alimentare, riceviamo e distribuiamo. Quanti pacchi distribuite durante la settimana? Noi non è la settimana, è la distribuzione mensile secondo quello che riceviamo dal banco alimentare, ma saranno più di un centinaio di buste di generi alimentari che si danno sia agli stranieri e sia ai poveri del posto. Ogni mese? Sì, ogni mese c'è una distribuzione. Sono in aumento i poveri del posto? Eh sì, perché questo non solo qui a Cosenza, lo vedo anche a San Giovanni in Fiore, c'è un aumento perché la disoccupazione è quella che appunto l'arrivo di questi fratelli che vengono da fuori, quindi non hanno immediatamente un lavoro, non sanno la lingua, quindi c'è una emergenza continua. Sì. E la gente che ha un cuore grande c'è? Sì, ma i generi alimentari, diciamo, ci vengono dati dal banco alimentare. Per il resto, diciamo, abbiamo delle donazioni appunto che ci vengono fatte, poi abbiamo una serie di piccole iniziative che ci consentono di avere qualche cosa e quindi di continuare questi progetti per l'Africa. C'è la raccolta degli indumenti che è quasi eccessiva, che a volte sì, è certamente un dono per noi per Stella Cometa, ma rivela un po' il consumismo della nostra società, che bisogna comprare, utilizzare poco e poi disfarsene, insomma. Ma questo lo facciamo con piacere. Se lei potesse riavvolgere il nastro della sua vita, rifarebbe tutto quello che ha fatto? Veramente ci andrei prima, non andrei a 42 anni, ma andrei direttamente nella mia giovinezza per imparare la lingua, per avere più energie, eccetera, sicuramente. Mai mi sono pentito della vita missionaria. Cosa si porta dentro dall'Africa? Mi porto soprattutto la gioia, la semplicità di questa gente. Ecco, noi qualche volta facciamo dei confronti con il nostro passato, quando non c'erano tante cose, invece si stava meglio allora che non adesso. Bene, io l'ho fatta questa esperienza, come dire, ritornare in un passato che in Africa lo vedi, perché là c'è la semplicità, c'è la povertà, non ci sono tante cose, però c'è la solidarietà, c'è il canto, c'è l'allegria, c'è la preghiera, ci sono tante altre cose belle che ti vengono da questo mondo, perciò mi porto l'amore per l'Africa.